Gli architetti presentano il nuovo servizio online edilizia, si insedia il nuovo direttivo degli ingegneri. Emergenza carceri, i sindacati proclamano uno sciopero regionale il prossimo 23 giugno. Preoccupa la variante Delta, un'ordinanza impone 5 giorni di quarantena e tampone per chi arriva da paesi a rischio. Calcio, domani finalissima di eccellenza che vale la promozione in Serie D, a scontrarsi Acragas San Cataldese. Basket, la Fortitudo vince gara 3. Se domani dovesse conquistare anche gara 4 significherebbe il ritorno in A2. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'Ordine degli Architetti di Agrigento presenta il nuovo servizio online edilizia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani presso l'Ordine degli Architetti di Agrigento il nuovo servizio Sportello Edilizia, che ha come obiettivo che i liberi professionisti, i dirigenti di uffici tecnici comunali e provinciali possano segnalare eventuali criticità rilevate sia dalla presentazione delle istanze dei progetti che nella istruttoria delle pratiche per il rilascio del permesso di costruzione per l'avvio dei lavori nell'edilizia. Dopo lo sportello bandi che abbiamo lanciato già da qualche settimana, che è già a regime, a pieno regime, oggi lanciamo un nuovo servizio online che gli interessati potranno utilizzare entrando nel portale web del nostro ordine, dove troveranno un'area riservata a servizi agli utenti. In seno a questa area da oggi sarà in funzione il servizio edilizia, grazie alla quale potremo acquisire segnalazioni non soltanto da parte degli utenti, dei cittadini, dei liberi professionisti, ma anche, come diceva lei, anche degli stessi dipendenti degli uffici tecnici, quindi segnalazioni che riguardano criticità che finiscono per rallentare in qualche modo il rilascio di permessi di costruire e di altri titoli abilitativi. Quindi noi avremo una sorta di banca dati su quelle che sono tali criticità e cercheremo di trovare le soluzioni per il loro superamento attraverso un proficuo confronto con gli addetti ai lavori che incontreremo in relazione alla tipologia di criticità acquisite. Tutto questo nella consapevolezza che oggi più che mai è indispensabile, urgente, indifferibile velocizzare le istruttorie di edilizia, nella consapevolezza che è importante che i nostri cittadini possano sfruttare nel migliore modo possibile il super bonus al 110%, che costituisce una grandissima opportunità per tutti noi, per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio e per alimentare quel virtuoso processo di rigenerazione urbana che sta un po' al centro delle nostre politiche di gestione del territorio. Oggi un altro passo avanti nei confronti dei liberi professionisti che si confrontano con le pubbliche amministrazioni. Dopo lo sportello bandi, grazie al lavoro fatto con il nostro presidente, l'architetto Rino Lamendola, oggi presentiamo il servizio edilizia. Il servizio edilizia punta a raccogliere attraverso il nostro sito le segnalazioni delle criticità che riscontrano i liberi professionisti nel presentare una pratica edilizia e nell'iter di istruttoria della stessa. Ovviamente non parliamo soltanto degli uffici tecnici comunali, parliamo di tutti gli uffici tecnici di quelle pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale provinciale. Ovviamente questo servizio, una cosa importante da sottolineare, che è rivolto anche ai dirigenti e ai tecnici istruttori degli uffici stessi. Loro potranno tramite questa partizione segnalare quali sono le loro problematiche nel portare avanti un'istruttoria di una pratica pervenuta a loro. Considerate che noi come tecnici, quando dobbiamo presentare un'istanza edilizia, che sia un permesso di costruire piuttosto che una comunicazione di inizio lavori, se questa è condizionata da parere di enti terzi, noi abbiamo a che fare con una serie di piattaforme che non si interfacciano e che di fatto fanno venire meno quello che prevede il testo unico, che ovviamente dà come servizio SUE la centralità.
Quindi noi come ordine puntiamo sostanzialmente su due aspetti fondamentali. Uno, il ripristino dei servizi messi a disposizione dei tecnici, quindi come la riapertura del geoportale. L'altra, la creazione di una piattaforma anche di dimensioni provinciali da dare in uso ai comuni o agli enti regionali, quindi a quegli enti comunque preposti ai rilasci dei titoli autorizzativi. Si è insediato il nuovo direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Vediamo. Si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, è stato eletto il direttivo così costituito, l'ingegnere Achillo Furioso presidente, Jennifer Danna consigliere segretario, Michele Zambuto il tesoriere. Il presidente e il direttivo hanno ringraziato i consiglieri per la fiducia e dichiarato il massimo impegno nell'interesse della categoria, con il costante coinvolgimento dei colleghi, il contributo dei giovani e la massima attenzione alle esigenze delle periferie. È emerso intanto un'analisi sulle elezioni che sono state un tripudio per il nostro Consiglio provinciale, perché c'è stata una grande partecipazione nonostante il periodo di pandemia. Hanno partecipato quasi 900 ingegneri, hanno votato in presenza rispetto alle norme di sicurezza. È stata una festa perché ci siamo rivisti dopo un grande periodo di ristrettezze di vita sociale. È stata doppiamente festa perché i candidati hanno dimostrato grande interesse, grande lealtà nel dare un'alta prova di democrazia, e quindi c'è stata un'affermazione di un Consiglio che ieri ha trovato modo di insediarsi. È un Consiglio di grande novità perché presenta figure nuove, c'è moltissimo spazio alle donne. Abbiamo la segretaria, il consigliere segretario che è una collega giovanissima con esperienza in campo universitario in tecnica delle costruzioni, e quindi già si vede la vocazione dell'ordine a essere accogliente nei confronti dei neoiscritti. E poi ieri si sono discusse tantissime altre tematiche, perché riteniamo che l'ordine di Agrigento debba, come dire, essere più presente sul territorio, partecipare alle scelte della pianificazione territoriale. Noi vogliamo soprattutto essere presenti negli enti locali, nelle istituzioni, in tutti i luoghi in cui si decidono come dire, le cose che riguardano, le tematiche che riguardano i liberi professionisti in particolare. Quindi vogliamo promuovere una serie di tavoli di confronto continui, permanenti con i comuni, dove sappiamo che sono molte le difficoltà anche di personale, ma noi proprio per questo vogliamo come dire, sfruttare una sinergia, una nuova ritrovata sinergia tra i dipendenti pubblici, gli enti pubblici e i professionisti, che spesso hanno lamentato e lamentano carenza di collaborazione tra queste parti. Per fare questo ovviamente bisogna utilizzare quelle che sono attualmente le forme più comuni e più incisive per arrivare alla soluzione dei problemi. Oggi tutto si fa tramite la digitalizzazione, quindi chiaramente è possibile, è facilissimo trovare modi di interagire con i colleghi che stanno in Nord Italia, che stanno a Palermo, professori universitari. Con gli stessi comuni possiamo promuovere delle azioni di incontro, ovviamente anche a distanza, quando le condizioni ovviamente non consentiranno di farlo in presenza. E un ruolo fondamentale in tutto questo ovviamente lo avrà la formazione. Voi sapete benissimo che negli ultimi anni le norme per quanto riguarda gli ordini hanno tentato di sminuire il ruolo stesso di questi organismi di rappresentanza dei liberi professionisti, in questo caso degli ingegneri. Però noi siamo convinti che attraverso un nuovo impulso alla formazione di qualità, mi riferisco per esempio alla transizione al BIM e tantissimi altri temi che possiamo affrontare e siamo tenuti ad affrontare con i nostri colleghi professionisti, riusciremo a dare uno slancio nuovo, una competenza nuova, non solo per i liberi professionisti, ma anche per i colleghi che fanno il RUP, fanno la progettazione, la direzione dei lavori negli enti locali, perché siamo sempre convinti che dall'alleanza tra la pubblica amministrazione, tra l'altro oggi impegnatissima adoperarsi per realizzare quelli che sono sfruttare i fondi del PNRR. Allora è chiaro che si gioca un momento storico per l'ordine degli ingegneri, un momento storico per tutti gli ordini. Ecco che ieri si è anche discusso assieme al tesoriere Michele Zambuto, assieme a tutti il Consiglio che si è riunito, di come fare squadra, fare sinergia con gli altri ordini professionali. I nostri cugini architetti del piano di sopra hanno le nostre stesse competenze,
competenze e con loro vogliamo andare di pari passo nei temi che ci riguardano. Vogliamo occuparci dei temi inerenti all'ingegnere docente, perché ci sono delle discriminazioni in questo senso per quanto riguarda in Arcassa, per quanto riguarda la gestione separata. Sono tante le richieste che sono pervenute durante la campagna elettorale da tutti i nostri iscritti, e per fare questo serve unità, squadra, compostezza, sobrietà, ma determinazione nel comunicare i messaggi che vogliamo noi trasmettere ai nostri colleghi. E questa unità, questa determinazione si concretizza in una squadra compatta che ieri ha voluto esprimere in maniera unita un direttivo che sono sicuro lavorerà benissimo, e questa è l'occasione gradita per ringraziare non solo ieri il Consiglio che ci ha votato in maniera compatta, ma tutti i colleghi che sono venuti in questi giorni a manifestarci la loro vicinanza, non solo nel voto ma con tanti messaggi, tantissimi. Ho ricevuto in questa mattina messaggi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dalla Presidente della Consulta regionale, l'amica Elvira Restivo, e grazie a questa collaborazione che l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento diventerà ancora più protagonista nella vita del territorio. Emergenza carceri in Sicilia il 23 giugno, la protesta della polizia penitenziaria. Arturo Cantella. La mobilitazione dei lavoratori dei 23 istituti di pena siciliani è resa nota in occasione dell'incontro avvenuto ieri ad Agrigento tra le sigle sindacali e il capo del DAP, Bernardo Petralia. Conferma come per i sindacati la situazione è veramente esplosiva. Sono stati denunciati il sovraffollamento, la carenza di 1 migliaio di unità di personale, i pochi mezzi, gli abnormi carichi di lavoro e la violazione dei diritti sindacali. Inutile la nostra attesa innanzi alla casa circondariale di Agrigento per un'intervista con il capo del DAP, che in un primo tempo ci avevano assicurato di farla, ma che poi è andato via di fretta e furia. A margine dell'incontro, i sindacati della Polizia Penitenziaria hanno così deciso che mercoledì 23 giugno ci sarà una protesta regionale davanti a tutte le prefetture dell'isola dalle ore 11 alle ore 14. Oggi qui alla casa circondariale Petrusa di Agrigento c'è stato un incontro, un importantissimo incontro sia col direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del DAP, che col capo dipartimento, il dottore Petralia, e noi come rappresentanti dei lavoratori del comparto funzioni centrali abbiamo ritenuto fondamentale esserci per rappresentare quelle che sono le problematiche che sono annose, di carenza di personale, di carenza di figure specialistiche come i mediatori culturali, e anche evidenziare una mancanza di attenzione rispetto alla contrattazione di secondo livello. Basti pensare che i lavoratori del DAP, parlo del lavoratori del comparto funzioni centrali, attendono ancora la contrattazione del 2019, è ferma al 2019, quindi 20 e anche 21, in considerazione del fatto anche che comunque la legge di bilancio dello scorso anno ha stanziato ulteriori risorse e quindi un aumento del fondo risorse decentrate. Per questo abbiamo chiesto che ci sia una maggiore attenzione, che grazie anche alla norma che è stata inserita nel bilancio i lavoratori civili dell'amministrazione penitenziaria seguono le stesse norme dei lavoratori penitenziari e quindi non hanno mai avuto bloccate le procedure concorsuali e ce le hanno semplificate. Chiediamo quindi che un'importante struttura come quella che insiste nell'Agrigentino abbia le giuste attenzioni. Ecco, le istanze, le risposte, c'è stata qualche risposta? Come o no, al solito? Come no, il capo di dipartimento, il presidente, il dottore Petralia, ha detto che uno dei motivi per cui ha scelto, veniva da Taranto, Agrigento appunto è dovuto al fatto che ha verificato la grave carenza che questa struttura ha, anche per l'importanza di bacino a cui risponde. Quindi noi siamo fiduciosi, attendiamo. Ovviamente poi ci sono un'altra miriade di vicissitudini che seguono le sorti dei lavoratori del penitenziari, quindi degli agenti di polizia penitenziari, per cui poi le rappresentanze sindacali di categoria vi riferiranno. E facciamo adesso un passo indietro per mostrarvi le celebrazioni dell'anniversario della Fondazione della Polizia Penitenziaria, le iniziative a Palermo. Vediamo. E proprio per garantire condizioni più degne.
Anche a Palermo si è svolta l'annuale festa del Corpo della Polizia Penitenziaria dopo la pausa dovuta alla pandemia del Covid-19. Il 18 marzo del 1817 veniva promulgato l'atto di nascita del Corpo della Polizia Penitenziaria, un corpo che svolge quotidianamente un compito unico per tipicità, identità e mission. È una grande risorsa per il sistema giustizia che assicura sicurezza e libertà a tutti i cittadini, in particolare in un periodo così gravoso e difficile per tutto il Paese. Questo è il messaggio letto dal capo del rappresentante del DAP Bernardo Petralia da parte dei massimi esponenti della Polizia Penitenziaria, concetto ribadito anche dal comandante della casa di reclusione del Lucciardone Michelangelo Aiello e dalla dottoressa Luisa Malato, direttrice dell'Istituto Pagliarelli di Palermo. Oggi sono particolarmente contento perché abbiamo scelto la mia sede di servizio, abbiamo lavorato insieme alla consorella di Pagliarelli. Siamo una città e un corpo, come dire, condiviso, collaboriamo insieme. È una giornata dedicata ai tanti poliziotti che quotidianamente si impegnano con tanto sacrificio nel servizio. Riusciamo a ottenere tanti risultati brillanti e, come ha detto poc'anzi, come hanno detto le autorità, siamo ovviamente in difficoltà dal punto di vista dell'organico, però abbiamo quelle risorse, quelle intelligenze, quelle capacità che vanno a colmare anche quei vuoti organici. Si è vissuta una fase di isolamento che già caratterizza di per sé le istituzioni penitenziarie, ma ancora peggiore perché chiaramente fuori si era anche in periodo di lockdown, la pandemia era un qualcosa che non si conosceva e a tuttora è difficile fino in fondo sapere quali saranno le prossime mosse, le prossime tappe, però ci si auspica un ritorno a una normalità. Il ringraziamento da parte mia va quindi a tutto il personale, intanto della Polizia Penitenziaria, ma anche comunque a tutte le altre figure professionali, perché se si è evitato che il Covid colpisse in maniera preponderante, avesse delle conseguenze nefaste, come purtroppo in alcuni casi è stato, è proprio per l'opera e la sinergia di tutte le figure professionali. Il nostro è un mestiere, è innegabile, un mestiere particolarmente difficile e chiaramente indossare l'uniforme, specialmente della Polizia Penitenziaria, la si indossa perché uno deve credere in quello che fa. Lo spirito deve essere sempre quello, io personalmente adotto il mio spirito è quello di effettuare l'attività lavorativa come se fosse sempre il primo giorno, mai perdersi in animo, ed essere sempre ottimisti nell'affrontare le situazioni. Chiaramente se si pensa solo all'aspetto economico, è chiaro che poi l'impatto con la realtà carceraria ti porta a riflettere sulla condizione lavorativa. È un lavoro che ti appassiona, con gli anni ti entra dentro e quindi lo fai perché ci credi. Come giusto e doveroso che sia, in presenza di importanti operazioni di servizio come appunto avverrà per i premiati oggi. Un premio comunque lo meriterebbe l'intero corpo, appunto sia per gli sforzi quotidiani sia appunto in particolare per ciò che è successo a partire dal marzo 2020, che ho trovato un Lucciardone molto ben ripristinato rispetto alle condizioni che ricordavo. In generale però ho trovato un personale stanco e demotivato e questo mi dispiace molto e uno dei miei impegni appunto è di far ritornare la motivazione. Noi stiamo cercando, almeno stiamo attraverso un proficuo lavoro e confronto con le organizzazioni sindacali regionali, stiamo cercando di ottenere per quanto possibile di avere dei congrui rinforzi, dei congrui incrementi del personale. E quindi ce la metteremo tutta per cercare di vincere questa battaglia e quindi speriamo bene, insomma, quantomeno di poter rinforzare gli organici e di consentire al personale di lavorare con più serenità e soprattutto di poter godere dei propri diritti, i sacri diritti di riposo e di congedi. Onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa Cinzia Pellegrino.
E tu, via! 6 tonnellate di hashish a bordo di un veliero, battente bandiera Stati Uniti. Operazione antidroga del Comando Operativo Aeronavale del Comando Provinciale di Palermo della Guardia di Finanza nel canale di Sicilia. L'imbarcazione è stata intercettata da un aereo delle Fiamme Gialle impegnato in attività di sorveglianza e pattugliamento del Mediterraneo occidentale. Dopo l'avvistamento la barcabella è stata monitorata per circa 12 ore da un pattugliatore. Dopo aver ottenuto il necessario nulla osta dallo stato di bandiera dell'imbarcazione per sottoporla a un controllo di polizia. Il team di abbordaggio del pattugliatore ha proceduto al fermo del veliero. A bordo 3 membri dell'equipaggio di nazionalità bulgara e un ingente quantitativo di hashish. Il veliero è stato condotto nel porto di Palermo per proseguire l'attività di polizia giudiziaria. Per i 3 membri dell'equipaggio è scattato l'arresto. L'imbarcazione e il carico di droga 6 tonnellate che messe sul mercato avrebbero fruttato circa 13 milioni di euro sono stati sequestrati. In sella ad una motocicletta già sequestrata perché senza assicurazione e con in tasca 269 grammi di cocaina e un quarantenne, il Centauro, che è stato arrestato lungo la statale 115 in territorio di Ribera dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento. Arresto che si inquadra nel servizio finalizzato al contrasto, hanno reso noto dalla questura, del traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'ipotesi di reato contestata al quarantenne è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente il quarantenne è stato anche sanzionato perché stava guidando una motocicletta già posta sotto sequestro per mancanza di assicurazione. L'arresto è stato già convalidato, il quarantenne è stato posto ai domiciliari. Colpisce la moglie con una cintura davanti ai figli di 8 e 4 anni che non hanno esitato a difendere la giovane madre. È successo in un appartamento a casa di una casalinga 32enne di Ribera, dove i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in seguito all'ennesima lite familiare. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un trentenne autista con precedenti, avrebbe tentato di aggredire con una cintura di cuoio la moglie. La donna ha poi raccontato ai carabinieri una situazione vessatoria che si protraeva dal 2012, costretta a subire minacce e aggressioni da parte del marito particolarmente violento. L'uomo è stato denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Agrigento e allontanato in via precauzionale dalla casa familiare. I poliziotti del commissariato di Canicattì, durante un'attività di controllo straordinario del territorio, hanno rintracciato e arrestato zio e nipote di 41 e 28 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Agrigento. I due devono scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione poiché ritenuti responsabili di reati di rapina e lesioni personali. In particolare la vicenda risale al 5 giugno scorso. I due hanno aggredito un commerciante del luogo con calci e pugni, sottraendogli anche 100 euro. Dopo le formalità di rito sono stati trasferiti in carcere ad Agrigento. Punta al collo di un anziano un coltello e le sottrae la collana che indossava. È successo nel quartiere Borgalino di Canicattì. La vittima dell'episodio è una donna di 72 anni. Il malvivente è riuscito a scappare a piedi e far perdere, almeno per il momento, le tracce. I carabinieri della locale compagnia hanno già avviato le indagini per individuare il responsabile. Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero. Nei guai sono finite 2 donne, madre e figlia di 47 e 28 anni, residenti a Raffadali. Durante un controllo i carabinieri del distaccamento di Agrigento del nucleo ispettorato del lavoro le hanno sorprese al lavoro in un autolavaggio, nonostante la 47enne beneficiasse del reddito di cittadinanza. La somma illecitamente percepita è stata quantificata in circa 5.000 euro ed è riferita al periodo compreso fra il novembre 2020 e il maggio 2021. Oltre a denunciare le 2 donne, i militari hanno informato l'INPS per il recupero della somma ingiustamente percepita e per la sospensione del beneficio. E nel corso dei controlli in un cantiere edile di Siculiana è stata accertata la presenza di un giovane operaio italiano che lavorava in nero. Il controllo si è concluso con la sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale e con la contestazione di sanzioni amministrative per un importo di oltre 5.000 euro.
Covid cresce la preoccupazione nei confronti delle varianti, soprattutto per la Delta. Una nuova ordinanza impone da adesso 5 giorni di quarantena e tampone per chi arriva da paesi a rischio, come ad esempio la Gran Bretagna. Vediamo. L'atteggiamento nei confronti di AstraZeneca è un atteggiamento di tipo sicuramente prudente, però è un atteggiamento che va spiegato. Noi cerchiamo di dire i motivi per cui sopra i 60 anni facciamo AstraZeneca e sotto i 60 anni non lo facciamo. Per il semplice motivo che sopra i 60 anni non c'è nessuna evidenza scientifica che dice che le possibilità di avere eventi avversi siano superiori ai benefici che il vaccino dà. La situazione epidemiologica attuale ci dice invece che al di sotto dei 60 anni la possibilità di avere effetti collaterali è superiore ai benefici di poter ricevere il vaccino e quindi bisogna slittare verso un altro vaccino. La necessità di fare una somministrazione mixata è una necessità che deriva da alcune osservazioni di tipo scientifico in cui è evidente che i presupposti per avere una migliore copertura con 2 vaccini anche di tipo diverso sono ottimi. Il problema è che questo dato non è allo stato attuale supportato da sufficienti articoli scientifici che ci permettono di dirlo con serenità. Però è sicuramente una metodica che è stata adottata in molti paesi e che ha tutti i presupposti per essere efficace. Soprattutto in un momento in cui noi abbiamo la possibilità di avere delle varianti. La più pericolosa è la variante Delta, di cui abbiamo visto quello che sta succedendo in Inghilterra. La possibilità di avere varianti deve trovarci tutti preparati e soprattutto deve trovarci tutti vaccinati almeno con doppia dose, che è il dato più importante. La variante Delta è una variante che sicuramente si sta facendo strada in Inghilterra. In Italia non abbiamo grandi contezza di in che percentuali c'è. Noi stiamo facendo la nostra parte, stiamo tamponando tutte le persone che arrivano da paesi cosiddetti a rischio e soprattutto assieme al tampone ci stiamo adeguando per fare il sequenziamento il più largo possibile, quindi tracciamento dei contatti stretti e sequenziamento dei tamponi dubbi, soprattutto di quei soggetti che potrebbero avere la variante Delta. Adesso il punto settimanale dell'ASP di Agrigento tracciato dal commissario dell'ente Mario Zappia. Vediamo. Appuntamento settimanale con aggiornamento sul Covid nella nostra provincia. Partiamo sempre dal Paghiderma che questa settimana, diversamente dalla scorsa, inizia a prendere un minimo di flessioni. La situazione dei nuovi positivi rispetto alle guarigioni pende a favore delle guarigioni, quindi stiamo riuscendo a ridurre la nostra presenza di positivi nella provincia. Sul discorso dei posti letto, anche qua la situazione è veramente confortante perché non abbiamo nessun paziente in terapia intensiva, mentre come voi sapete è stato emanato un provvedimento in cui diamo indicazioni ai direttori dei presidi di far convergere tutti i nostri positivi Covid all'ospedale di Ribera. In questo momento Agrigento sta man mano dimettendo per poi liberarsi dal Covid. Abbiamo 10 pazienti in medicina. Gli altri ospedali sono tutti liberi, quindi Canicattì, Licata e Sciacca sono liberi, mentre a Ribera abbiamo 2 pazienti in medicina e non abbiamo nessun paziente né in intensiva né in subintensiva. Questa è ovviamente una notizia veramente importante perché ci consente di riprendere, come vi dicevo la settimana scorsa, tutte le attività che dobbiamo recuperare per il lungo periodo della pandemia. Solo per cronaca vi dico che all'ospedale di Ribera abbiamo già iniziato a ricoverare pazienti in malattia infettiva. Ieri ce ne avevamo 3, il direttore delle malattie infettive, il dottor Pulvirenti, sta lavorando in maniera egregia per far ripartire un servizio che è importante. Ricordo che in Sicilia di reparti di malattie infettive ce ne sono 3, uno è il nostro, quindi dobbiamo fare tutto perché dopo aver creato la funzione ora riusciamo a mettere in condizione il medico e i medici che li affiancheremo di lavorare bene, così come tutti noi ci aspettiamo, affinché Ribera e quindi la provincia di Agrigento diventi un punto di riferimento per le malattie infettive della nostra isola. Questa settimana vorrei un attimino evidenziare una cosa che volevo fare parecchie volte nei miei interventi settimanali. Vorrei un attimo partecipare a voi la condizione in cui hanno lavorato i nostri sanitari. I sanitari sono quelli che sono stati in prima linea per il Covid. Se voi guardate questo
questa tabella vedrete questo grafico che c'è stato l'oggetto è quanti sanitari sono diventati positivi per il Covid. Vedete che durante il primo periodo di questo nuovo ciclo di pandemia abbiamo avuto una esplosione di sanitari positivi. Poi con la vaccinazione per fortuna questo si è attutito e questa curva di nuovi positivi si è appiattita così come lo è fino adesso. Questo a dare merito a tutti quegli operatori che indipendentemente dalle condizioni in cui lavoravano non si sono risparmiati per assistere i pazienti, che poi è il motivo della nostra esistenza, ma è per primo quello di mettere a disposizione tutto quello che noi siamo e che sappiamo fare per i pazienti. Il numero è 136.179, ovviamente è un numero nazionale, però ci dà una dimensione importante di quanti sacrifici sono stati fatti ai sanitari per curare i nostri malati. Per fortuna, come dico adesso, i nuovi casi che stanno succedendo adesso di sanitari positivi sono per quelli che non si sono vaccinati, che non hanno voluto vaccinarsi, per i quali c'è in corso il procedimento di sanzioni, perché è obbligo, secondo la legge del 2021, la vaccinazione obbligatoria appunto per i sanitari. Quindi il numero si è interrotto, sono adesso pochi casi, però quei pochi che sono per i non vaccinati. Poi come vi ho detto la volta scorsa, ci focalizziamo abbastanza per quanto riguarda il numero di vaccinazioni. Vi ho detto più volte che la nostra provincia nei momenti di massima fornitura di vaccini ha superato anche le 5.000 vaccinazioni al giorno. Vi confermo che stiamo procedendo a ritmi abbastanza intensi, stiamo vaccinando da 4.000 a 3.500 persone al giorno e adesso vi farò anche vedere un po' come lavorano i vari punti vaccinali. Però non scendiamo mai al di sotto delle 3.500 vaccinazioni e i numeri che non ritornano a 5.000 sono dovuti al fatto che il numero di vaccini adesso ha avuto una modulazione diversa a seguito delle note vicende di AstraZeneca e di Johnson, per cui anche la provincia di Agrigento sta rimodulando un po' in base alle forniture che adesso vedono carenti appunto i 2 vaccini a vettore virale, si vedono carenti di una buona dose di vaccini, quindi dai 5.000 siamo ai 3.500-4.000, ma sono tutti Pfizer e Moderna. Comunque so che la Regione si sta dando da fare per rimpinguare le nostre forniture. Processo Cutrara, chiesti 2 anni per il sindaco di Castellammare del Golfo, i dettagli nel servizio. Processo operazione antimafia Cutrara, datata giugno 2020 e condotta dal Comando dei Carabinieri di Trapani. L'avevamo data ieri come notizia sul nostro canale social, ma ci torniamo anche oggi con l'approfondimento. Ieri in aula a Palermo innanzi al GUP, Annalisa Tesoriere, sono arrivate le richieste dei pubblici ministeri Gianluca De Leo e Francesca Dessì di condanna per gli imputati che hanno optato per il giudizio abbreviato. Fra questi, lo ricordiamo, spicca l'attuale sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo, per il quale è stata chiesta una condanna a 2 anni. 12 anni invece chiesti per Camillo Domingo, 10 anni e 8 mesi per Daniele La Sala, 20 anni per Salvatore Mercadante, 8 anni e 10 mesi per Gaspare Maurizio Mulè, 20 anni per Antonino Sabella, 12 per Carlo Valenti e poi ancora 6 anni per Diego Angileri, 4 anni e 6 mesi per l'ex presidente del Consiglio Comunale di Trapani Francesco Di Bono, 10 anni a Francesco Stabile, 6 anni e 8 mesi per Francesco Virga, oltre 100 anni di carcere in totale come richieste. E adesso le arringhe dei difensori previste per il 2 e il 9 di luglio e per il 6 agosto sempre prossimi. La sentenza sarebbe stata prevista per il 14 di settembre 2021. La richiesta di pena maggiore, dicevamo, per il 60enne macellaio castellammarese Antonino Sabella e per il 30enne imprenditore agricolo Salvatore Mercadante, per i quali i pubblici ministeri hanno chiesto 20 anni di pena per ognuno. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Sarà fruibile entro l'estate la zona archeologica della Villa Romana di Montevago. Il progetto di riqualificazione del sito archeologico e delle aree limitrofe ammonta a circa 100.000 euro. La copertura finanziaria è a carico del bilancio comunale. Arturo Cantella. Sarà fruibile entro l'estate la zona archeologica della Villa Romana di Montevago.
Il progetto di riqualificazione del sito archeologico e delle aree limitrofe di Contrada Mastro Agostino ammontano a circa 100.000 euro. La copertura finanziaria è a carico del bilancio comunale. Nel sito archeologico, che da anni si trovava in stato di abbandono, si trovano i resti di una villa rustica romana risalente, secondo gli esperti, al II secolo a.C. ed era funzionale allo sfruttamento del territorio circostante per la produzione di cereali. L'area è situata sotto il costone tufaceo che sovrasta la media Valle del Belice, è stata scavata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento a partire dal 1988. Oltre alla riqualificazione del sito, il Comune di Montevago, in collaborazione con il Parco della Valle di Agrigento, porterà avanti progetti di agricoltura didattica. Sapere la storia della nostra comunità io credo che sia una cosa importantissima. Il fatto che qui 2 secoli prima della nascita di Cristo ci fosse un presidio romano deve essere anche motivo, diciamo così, di vanto. La cosa bella è che questo lavoro lo stiamo facendo in sinergia col parco archeologico, perché siamo troppo periferia e a volte neanche loro sanno quanto possiede e quanta ricchezza il parco di Agrigento ha, e dall'altro lato il comune per quello che può fare. Una cosa che voglio subito sottolineare è che i fondi li abbiamo reperiti, sono fondi comunali, una spesa di poco meno di 100.000 euro, ma che può veramente arricchire molto questo luogo e soprattutto questo percorso, perché siamo all'ingresso del paese. Laboratori estivi post anno scolastico, le iniziative dell'Istituto Agrigento Centro. Vediamo. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa, ha dato il via al piano scuola estate 2021. Dopo la conclusione delle attività didattiche, alunni e docenti saranno impegnati fino al prossimo 30 giugno in attività di laboratorio, come scacchi, drammatizzazione, musica d'insieme, pittura, plein air, informatica e attività motorie all'aperto. Alta la partecipazione degli alunni e l'apprezzamento manifestato dai genitori che lavorano, i quali possono usufruire di un valido servizio educativo e didattico offerto dalla scuola frequentata dai loro figli. Dopo la conclusione degli scrutini, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro ha dato il via al piano scuola estate, un ponte per un nuovo inizio. Siamo nella fase 1 che impegna ragazzi e docenti durante il mese di giugno. Sappiamo che la finalità di questa prima fase è quella di recuperare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali, favorire nei ragazzi la socialità purtroppo compromessa dall'emergenza epidemiologica. Abbiamo inteso puntare intanto sulle competenze logico-matematiche. Abbiamo attivato un laboratorio di scacchi grazie al contributo di un esperto esterno, ma anche un laboratorio di informatica e di robotica, non solo matematica però, anche competenze artistico-espressive. Un laboratorio di drammatizzazione che ha lo scopo di realizzare un musical alla fine di questo mese. Quindi il contributo anche dei nostri musicisti, dei nostri docenti di strumento musicale e dei nostri ragazzi che stanno addirittura componendo le musiche. Non solo, anche pittura all'aperto con un murales che stanno realizzando i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. La scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro non va in vacanza. Fino al 30 giugno abbiamo tante bellissime attività. Oggi ad esempio una sezione è uscita fuori in cortile per svolgere delle attività di pittura sul murales e poi giochi con l'acqua, una merenda condivisa all'aperto, in modo che i bambini si divertano giocando e imparando tantissime belle cose. La nostra scuola partecipa al piano scuola, al piano estivo. I ragazzi sono qui con noi fino al 30 giugno. Con me, che sono l'insegnante alla scuola media Pirandello di Arte, stiamo realizzando un murales, quindi pittura in plein air, proprio in questo periodo di Covid. È una delle attività che facciamo all'aperto, dove i ragazzi esprimono la loro creatività, il loro modo proprio di esprimersi in maniera libera, con i colori, con i pennelli.
Calcio, domani, domenica 20 giugno, la finalissima del campionato di eccellenza Girone A. Chi la vincerà sarà promosso in Serie D. A scontrarsi a Mazara sono l'Akragas e la San Cataldese. Carmelo Lentini. Eccoci arrivati al momento più importante della stagione. Al Nino Vaccara di Mazara si decideranno le sorti di un campionato sofferto. Prima iniziato regolarmente, poi modificato e successivamente ripreso con nuove regole. Alla fine l'Akragas e la San Cataldese si contenteranno l'unico posto disponibile per la Serie D. Non contano i precedenti, ma come si arriva a questo ultimo appuntamento stagionale e anche con quali motivazioni. Entrambe le squadre hanno avuto un percorso brillante, denotando uno stato di forma eccellente, ma alla fine solo una avrà la gioia di festeggiare. In partenza per Mazara i tifosi biancazzurri con ogni mezzo a disposizione, come pullman e auto private, ma non potranno essere sugli spalti più di 385. Questa finalissima eccellenza Girone A comunque sarà tutta siciliana, compresa la terna arbitrale. Infatti domenica 20 giugno, inizio 16:30, dirigerà Michele Buzzone di Enna, mentre i suoi assistenti saranno Cristiano Tina di Siracusa e Gerardo Calandra Sebastianella di Messina. A quest'ultimo e fatidico appuntamento l'Akragas si presenta unito, compatto, desideroso di centrare l'obiettivo. Ne sono convinti i diretti interessati, come il tecnico Francesco Di Gaetano e il capitano biancazzurri Giuseppe Gambino, tra l'altro un ex della San Cataldese, alla vigilia di questo scontro epico che deciderà una stagione. Ma servirà un'Akragas intanto concentratissima e determinata, perché sono delle caratteristiche che servono per affrontare qualsiasi partita, soprattutto una finale. Quindi sotto l'aspetto caratteriale mi aspetto una grande prova, anche perché comunque nel corso delle partite c'è stata questa evoluzione, quindi sotto questo aspetto siamo anche abbastanza fiduciosi. Come l'avete preparata? Come arrivate a questa super partita? No, ma la prepariamo dal punto di vista tecnico-tattico sempre alla stessa maniera, con la massima serenità, lasciando un po' l'adrenalina da parte e quindi farla salire al momento opportuno, quindi a mano ci avviciniamo alla gara, deve salire per poi tornare utile durante l'incontro. Intanto finalmente ci siamo, come hai detto te, è un obiettivo raggiunto dopo tanti mesi di sacrificio, dopo mesi dove tutto era stato bloccato e non si sapeva se si ricominciava, poi hanno fatto questo famoso format. D'accordo o no, comunque abbiamo accettato quasi tutti e abbiamo raggiunto questo obiettivo e ora ci aspetta la partita più difficile dell'anno, non perché è solo una finale, ma perché incontriamo una squadra attrezzatissima, una squadra che ad oggi in questo format non ha mai perso in battuta, sono arrivati i primi, quindi sarà una delle gare più difficili degli ultimi 2 anni, posso dire, perché anche dall'anno scorso con il Dattilo quando abbiamo giocato, ad oggi essendo anche una finale, quindi non ci sono più partite o dentro o fuori, sarà davvero dura. La differenza, come mi hai fatto la domanda, la differenza la può fare la testa, la farà la testa, perché è una finale, ripeto, è una partita dove non c'è possibilità di errore perché dopo non puoi più rimediare, quindi bisogna stare 90 minuti sul pezzo, 90 minuti sempre concentrati, non bisogna sbagliare nulla e cercare soprattutto di non arrivare a domenica magari troppo pieni nella testa di ansia o preoccupazione, ma giocare come abbiamo sempre fatto, tranquilli e sereni, pensando semplicemente che se dovesse andare bene ci aspettano solo cose belle. Abbiamo parlato come tutte le altre perché è giusto che sia così, perché gli allenamenti dalla prima all'ultima giornata sono tra virgolette una routine, poi è normale che in base alla squadra che va a incontrare ci si prepara diversamente, ripeto, in base agli avversari, però a livello psicofisico l'abbiamo affrontata come tutte le altre, anzi ora dobbiamo cercare un pochettino di alleggerirci la testa e prepararci per domenica, arrivare a domenica nel migliore dei modi. Basket, la Fortitudo Agrigento conquista un'importante vittoria in gara 3 contro la San Giobbe, chiusi al termine di una vera e propria battaglia. Al Palamoncada finisce 76-64 per i biancazzurri. Agrigento si porta così avanti 2-1 nelle serie in attesa di gara 4, in programma domani domenica 20 giugno che vale il ritorno in A2. È stata una partita complicata nella prima parte perché
loro sono riusciti ad andare a trovare i tiri che sanno fare, che volevano fare. Noi eravamo scarichi, non riuscivamo in attacco a prendere ritmo, anche i tiri che abbiamo preso, siamo rimasti attaccati alla partita e di questo abbiamo avuto il merito più che altro dal punto di vista difensivo, ma abbiamo fatto fatica a trovare un pochino di ritmo in attacco, eravamo un pochino in difficoltà nel trovare i nostri riferimenti. Piano piano durante il secondo periodo ci siamo un po' sciolti, ma il punteggio della prima metà di gara, ovviamente i 32 punti, erano frutto di tanti tiri presi probabilmente anche fuori ritmo qualcuno. Nella seconda metà siamo stati bravissimi perché abbiamo alzato il ritmo, siamo riusciti a correre il campo, ovviamente è nato tutto come anche il successo in gara 1 dalla metacampo difensiva, perché di fatto il break l'abbiamo fatto in transizione, correndo il campo, trovando tiri anche difficili in contropiede, e questo ci ha permesso di riprendere fiato e di creare il vantaggio che poi nel finale è stato decisivo per riuscire a portare a casa la partita. È stata una partita in cui nella seconda metà abbiamo lottato come non avevamo fatto benissimo nella prima, perché non eravamo entrati benissimo in partita, però sono ovviamente contento che i ragazzi abbiano reagito al rientro dagli spogliatoi in questa maniera e soprattutto nel finale siamo stati compatti nel riuscire a portare a casa la partita e nel gestire bene i possessi chiave. Gara 2 era stata nefasta, quanto è stato difficile approcciarsi quest'oggi a questa partita? È stato difficile più che altro dal punto di vista emotivo, ma non perché noi sapevamo che la partita valeva una sconfitta. Ovviamente abbiamo voluto cambiare, togliere immediatamente dalla nostra testa il divario che c'era stato, perché poi di fatto abbiamo la consapevolezza del fatto che quella partita non l'abbiamo giocata. Loro sono andati molto bene, noi abbiamo perso i riferimenti da subito, nel secondo e nel terzo periodo non riuscivamo completamente a fare qualsiasi cosa, quindi abbiamo mollato. Ovviamente è stato un segnale brutto dal punto di vista dell'atteggiamento, però abbiamo la consapevolezza del fatto che quelli non eravamo noi. Ci siamo preparati a questa gara sapendo che avevamo fatto quello che volevamo fare, cioè andare a chiusi, portando a casa una vittoria, spostando il fattore campo in casa nostra. Sapevamo che questa era una partita fondamentale per riuscire ovviamente ad avere in mano la serie. Adesso ci manca un passo, però devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e maturi nel capire che la sconfitta di Chiusi, la seconda sconfitta di Chiusi valeva uno e non di più. Sapevamo quello che avevamo sbagliato, sapevamo che non eravamo noi e che stasera saremmo dovuti essere molto diversi. Anche quest'oggi Cosimo Costi è stato determinante. Quanto la panchina sta aiutando in questi playoff? Cosimo è stato incredibile, nei 20 minuti che ha giocato ha fatto tutte le cose utili che poteva fare, ha preso rimbalzi, ha fatto canestri fondamentali. È un giocatore che durante tutto l'anno è entrato in campo e ci ha permesso di alzare il nostro livello, perché ha caratteristiche che tanti altri giocatori nostri non hanno, che hanno altre caratteristiche, ma lui è bravissimo ad utilizzare le sue armi, e stasera è stato molto bravo e molto consistente anche dal punto di vista difensivo, al di là di quelle che sono state le cose buone che ha fatto in attacco. Quindi Cosimo, così come anche la panchina, anche il resto della panchina. Peterson è stato in campo poco, ma nella seconda volta che è stato in campo ha fatto due cose incredibilmente utili. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno ovviamente che chi è chiamato per 10 secondi, 5 minuti, 20 minuti riesca a portarci qualche cosa. Quindi sono contento, anche perché adesso c'è bisogno di tirar fuori tutto quello che abbiamo per provare a chiudere questa serie nella maniera. Testa a gara 4, quanto sarà importante questo Palamoncada così e questo pubblico? Io ringrazio tutto il pubblico, ringrazio tutti i tifosi, perché stasera nel momento più importante ci hanno dato una mano, li abbiamo sentiti, ci hanno aiutato, per noi è fondamentale. Dopo aver fatto una stagione a porte chiuse, senza nessuno che ci potesse supportare, gestire i momenti di difficoltà delle gare è sempre stato molto complicato. Stasera ci hanno dato una spinta incredibile, soprattutto nell'ultima parte di gara. I ragazzi sono stati bravi a stare in sintonia con tutto, quindi la prossima partita deve essere la partita della Fortitudo Agrigento, dei tifosi, di tutti insieme, perché sappiamo che ogni minuto della prossima partita, se lo riusciamo a vivere insieme, lo riusciamo a vivere con la concentrazione giusta, con la cattiveria giusta, con la fame giusta, possiamo fare grandi cose. Quindi ringrazio tutto il pubblico, ringrazio tutti i tifosi che sono venuti ad abbracciarci alla fine, perché per noi sono vitali, sono fondamentali, e chiedo a tutti di aiutarci per i prossimi 40 minuti, dal primo all'ultimo minuto, perché per noi saranno fondamentali.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.